Amici del Michele Ascolto, si chiudono gli approfondimenti sul 2017 dilettantistiche giovanili a cura della Wii Sport SD col campionato juniores regionali che vedeva all'ottava giornata al campo comunale di Giardini Naxos affrontarsi Giardini e Ionica, padroni di casa di mister Luido, reduci dalla vittoria a tavolino per 3-0 sul Pistunina. Sono a quota 10 punti in classifica grazie alle 3 vittorie al pareggio e le 2 sconfitte maturate affrontano la Ionica capolista a quota 18 con 6 vittorie in altrettante uscite all'attivo, reduci da un roboante 2-6 sul Messina Sud. Siamo già in campo con l'ausilio delle nostre immagini e si apre proprio con un'occasione della Ionica, la sventagliata dentro di Marchiapava, trova tutto solo sul secondo palo Ferraro che dopo appena 8 minuti riesce a portare in vantaggio la formazione ospite. Questo colpo di testa perentorio sul quale nulla ha potuto l'estremo difensore Ballarino. La risposta del Giardini è affidato a questo schema sul calcio piazzato classico calciato da Loris Mannino, che prova a pescare un compagno di squadra sul secondo palo. A seguire l'azione viene fermata per un fallo dal direttore di gara, sarebbe stato il gol del pareggio per il Giardini. Viene ammonito qua anche un giocatore, mister Luvito, per proteste. La Ionica sempre a calcio piazzato però si fa pericolosa dall'altro lato in questa azione, che però ha trovato una pronta opposizione dell'estremo difensore, che si renderà però protagonista nell'azione successiva. Yuna Rakiri calcia il pallone addosso a Marchiapapa, è un gioco da ragazzi per il numero 10 della formazione della Ionica, mettere in rete fortunosamente per il gol del 2-0 dei ragazzi di mister Riganello. Notte fonda per quelli del Giardini, che devono far fronte all'assenza di un vero estremo difensore tra i pali, dovendo pescare il classe 2001 dalla formazione allievi. Ionica che avrebbe anche l'occasione di rendere il risultato più rotondo, qui però spara alle stelle Giannetto. Si vedrà così la prima frazione di gioco col duplice fischio del direttore di gara, che manda le squadre a riposo sul risultato di 0-2. Sono Ferraro e Marchiapava fin qui a firmare il doppio vantaggio della Ionica. Fin qui un Giardini non pervenuto in zona offensiva, se non per l'occasione sugli sviluppi di un calcio piazzato di Mannino. È stata esageratamente punita comunque dalle disattenzioni del proprio portiere ancora una volta, e notte fonda in casa Giardini. Si rientrerà infatti in campo con un doppio cambio, è proprio De Tommaso a rilevare l'estremo difensore Ballarino, gettato nella mischia da mister Luido anche Salvatore Ferraù. Quando siamo passati con l'ausilio delle nostre immagini a raccontarvi della ripresa di questa gara, che si apre con un'occasione per la formazione locale con Mirko Rizzo che prova a calciare. Andrea Gugliotta però è attento e riesce a rifugiarsi in corner. Ancora Giardini che ora ci prova a riaccontare questa gara proprio con il neoentrato Ferraù, rinviene però su di lui il difensore della Ionica, che poi riesce ad allontanare il pericolo. Anche sugli sviluppi di un calcio piazzato provano a mettere sotto torchio la difesa della Ionica, e ancora una volta Ferraù che forse colpisce il pallone con la mano. Ancora una volta la palla si sarebbe depositata in rete, ma a gioco fermo verrà anche ammonito il numero 16 di mister Luvito. C'è un po' di nervosismo in campo quando però la Ionica si fa pericolosa in contropiede. Marchiapava però trova sulla sua strada il neoentrato Lorenzo De Tommaso, anch'esso classe 2001. A seguire un paraviglia in campo, verrà allontanato un elemento della panchina della Ionica, scusate, del Giardini, reo di essere entrato in campo a far parte della mischia, quando sarà ancora la formazione ospite che però troverà una pronta opposizione del neoentrato De Tommaso. Qui con l'ausilio di un proprio compagno di squadra riescono a rifugiarsi infatti in corner. Ionica che però trova uno scatenato Marchiapapa che lascia sul posto il diretto avversario. De Tommaso coi piedi quasi da portiere di hockey riesce ad opporsi ancora una volta. Non potrà fare molto nel tentativo a seguire dopo un controllo splendido di Marchiapapa, che riesce a liberarsi da una tripla marcatura. Scarico dietro per Ferraro, il suo bolide di esterno destro finisce sotto il 7 ed è 0-3 per la Ionica. Doppietta per Francesco Ferraro, la seconda rete è una meraviglia, pura potenza per il numero 4 di mister Riganello. Pratica chiusa di fatto per la Ionica, che potrebbe rendere il risultato ancora più pesante. Ancora con Ferraro che poteva siglare la sua tripletta, fermato solo dal palo. Avrà l'occasione anche il numero 16 Marco Branca, classe 2002, sugli sviluppi di un calcio di rigore. Ultimo baluardo però è Lorenzo De Tommaso, che riesce a bloccare il pallone. Un cambio in casa Giardini vede invece Silvestro rilevare Ivan Tomasello, quando però è ancora la formazione ospite a rendersi pericolosa
Dopo questo triangolo da calcio piazzato, Ferraro mette la palla dentro, stoppa Marchiafava, salta un avversario, prova col mancino a giro di un soffio largo. E ora pura accademia per la Ionica, ancora con Marchiafava che cerca con insistenza il secondo gol personale, questa volta però non è lucido nell'ultimo ricamo. Nei minuti finali ci sarà spazio ancora per un'occasione del Giardini operata da Salvatore Ferraù, che non è fortunato nemmeno in questo caso. Anche Rizzo a cercare il no entrato, il numero 16, che non riesce a imprimere potenza alla sfera. Sarà questa l'ultima emozione della gara, prima però del contropiede ancora una volta della Ionica, che trova una pronta opposizione di De Tommaso. Finisce al comunale di Giardini Naxos l'8ª giornata juniores, Giardini 0, Ionica 3. Sarà un Natale da incubo per i ragazzi di Mister Luido, che comunque hanno tutto il tempo di rifarsi. Nella prima del 2018 ad aspettarli sarà il Città di Messina. Augurandosi una lieta visione allora da Claudio Costanzo, non resta che ringraziarvi e augurarvi auguri di buone feste. Un saluto e al prossimo servizio.